Siamo in Costa Rica, nella foresta nuvolosa di montagna, siamo quasi a 2000 metri. Qui la foresta è piena di muschi licheni, sta piovendo anche in questo momento e abbiamo trovato un bruco meraviglioso, uno dei più bei bruchi che si possano incontrare. Ha dei colori molto appariscenti, vedete questo giallo, queste macchie rosa. A differenza di quello che ci si potrebbe aspettare, la farfalla che nasce da questo bruco non è per niente bella, sono delle falene, quindi farfalle notturne, grigie, un colore per noi insignificante, ma il bruco è veramente una meraviglia. Perché? Perché sono colori di avvertimento. Questo è un bruco velenoso, le sue spine iniettano un veleno molto potente e molto doloroso, quindi il bruco se ne sta sulla foglia senza problemi. Perché? Perché i predatori lo conoscono, imparano a evitarlo grazie appunto alla sua colorazione, quindi questo bruco è protetto e per lui la strategia è farsi notare, perché chiunque conosca questo ambiente sa che il bruco di questa falena, che si chiama Lima codide, non deve essere toccato.